basta un giorno. Un modulo per specificare se si è rom, sinti o camminanti, bufera sul modulo di iscrizione all'Istituto Comprensivo Corner di Fossò e Vigonovo. Il dirigente scolastico, nessun atto discriminatorio. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinale vicentino Pietro Parolin, interviene da Chioggia su emigrazione e autonomia. La solidarietà non venga mai meno. Commozione questa mattina a Marghera per l'ultimo saluto a Marianna Serena, angelo del Carnevale di Venezia del 2015, scomparsa lunedì ad appena 24 anni. In Consiglio Comunale Movimento 5 Stelle all'attacco della Giunta sul progetto di costruzione del nuovo asilo nel giardino dell'Istituto Comprensivo Querini di Mestre. I pesci continuano a morire nel canale di Via delle Carpe a Cassabbioni, lo denuncia un nostro telespettatore, dice silenzio delle istituzioni nonostante le segnalazioni. Dopo il boom di giugno, presenze turistiche in calo lungo il litorale iesolano nei primi giorni di luglio, colpa della concorrenza dell'estero che riesce a praticare prezzi più bassi. Sarà una versione restaurata di Estasi, il film scandalo della mostra del cinema del 1934, il protagonista della preapertura del festival il 27 agosto. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo da quello che è ormai un caso, siamo all'Istituto Comprensivo Corner di Fossò e Vigonovo, dove c'è bisogno di un modulo per specificare se si è rom, sinti o camminanti. Monta la polemica, il dirigente scolastico Carlo Marzolo si difende, nessun atto discriminatorio, dice un modulo destinato ai nostri uffici. I bambini rom, sinti e camminati, se vogliono iscriversi all'Istituto Comprensivo Corner per il nuovo anno scolastico, devono compilare un modello dichiarando la provenienza di origine, un foglio A4 da consegnare alle famiglie e che ha sollevato un vespaio di polemiche, tanto che per ora di pranzo il dirigente della scuola di Fossò, Carlo Marzolo, visto il putiferio, si affretta a lasciare sulla homepage dell'istituto una nota spiegando l'equivoco. Nessuna discriminazione, recita il comunicato, ma si tratta di documentazione per uso interno e saltuario. Ma nel frattempo la notizia comincia a fare il giro del web e il dirigente finisce sotto accusa. Montano le polemiche politiche. Paolo Benvenu, segretario di Rifondazione Comunista, attacca il dirigente scolastico parlando di pura follia nel consegnare quel documento. Naturalmente questa è una richiesta che non può essere fatta, perché è contraria alle leggi vigenti, non si possono censire dei bambini su base etnica, al di là delle intenzioni con cui viene fatta questa richiesta. Dopodiché abbiamo deciso di intervenire perché questo modulo venisse ritirato. Quanto accaduto conferma il grave pregiudizio nei confronti di rom, sinti e camminanti, dice la mediatrice culturale attivista rom Diana Pavlovic, giustificandolo come elemento per favorire l'integrazione. In causa viene chiamato anche l'ufficio scolastico regionale e la risposta non si fa attendere. La stessa direttrice Augusta Calenda, ascoltata sui moduli da consegnare alle famiglie, parla di iniziativa inopportuna e di qualche segreteria un po' troppo zelante, sempre se il modello, spiega ancora, non si tratti di farina del sacco dello stesso dirigente. Non far mai venir meno i principi di solidarietà, da Chioggia il segretario di Stato Vaticano, il cardinale vicentino Pietro Parolin, ha parlato anche di immigrazione e autonomia. Stiamo attenti perché se ci chiudiamo non risolveremo neanche i nostri problemi, ma non è per egoismo che ci apriamo, ma è una conseguenza immediata quella di creare ancora più difficoltà se c'è chiusura nei confronti degli altri, di chi sta peggio di noi. Chiudersi, respingere e basta chi vuole arrivare da noi non è la soluzione di un tema epocale come l'emigrazione. A Chioggia, per celebrare la Santa Messa di consacrazione della nuova chiesa dell'ospedale della ULS 3, il segretario di Stato Vaticano, il cardinale vicentino Pietro Parolin, parla non solo di emigrazione ma anche di autonomia regionale. Il principio fondamentale credo che sia questo. Cioè dobbiamo capire che siamo una sola famiglia, che siamo tutti nella stessa barca e che se ci salviamo insieme e se ci perdiamo insieme.
Quindi pensare di creare ambiti di privilegio, ecco, magari anche dovuti a lavoro, a impegno, eccetera, non credo che sia la strada migliore per affrontare i problemi del mondo d'oggi. Per il segretario di Stato Vaticano, anche in questo ambito esistono principi ai quali non si dovrebbe derogare. Non possiamo dimenticare chi sta peggio di noi. Il fatto di rivendicare per sé diventa veramente un problema perché bisogna veramente che quello che abbiamo lo mettiamo a disposizione anche senza togliere nulla a chi anche gode già di un certo benessere e di un certo livello di sviluppo. Ora parliamo della violenta ondata di maltempo che ha interessato il Veneto orientale, in particolare la provincia di Venezia, colpita Portogruaro e la zona limitrofa. Il cielo si è fatto nero all'improvviso e sono piovuti dal cielo chicchi di grandine come palline. Ecco, vedete questo video che ci è stato inviato, quella che vedete sull'asfalto non è ovviamente neve, ma la coltre che si è creata di ghiaccio causata dalla grandine, con gravi disagi alle colture, certamente perché ci sono stati danni che risultano fin da ora molto ingenti, in particolare alle coltivazioni di mais, ma poi naturalmente anche alla circolazione, perché il ghiaccio sulla strada ha creato disagi agli automobilisti e ai camionisti, perché naturalmente l'asfalto risultava molto scivoloso. Queste sono immagini che si riferiscono a Portogruaro, strade imbiancate come fosse neve, ci viene riferito, ma anche cortili, giardini, marciapiedi, insomma una situazione davvero molto pesante che si sta spostando ora verso ovest, verso la provincia trevigiana. Commozione questa mattina a Marghera per l'ultimo saluto a Marianna Serena, angelo del Carnevale di Venezia del 2015, scomparsa da appena 24 anni. Una folla commossa, composta da tanti giovani, per dare l'ultimo saluto a Marianna Serena, la 24enne scomparsa improvvisamente lunedì. Quando la bara lascia la chiesa parrocchiale San Pio X di Marghera, al termine del funerale, e sul piazzale risuonano le note della canzone Run Wild dei New Order, è tanta la commozione per una tragedia improvvisa quanto crudele. Marianna era stata la vincitrice del concorso delle Marie nel 2014, angelo del Carnevale di Venezia nel 2015. Aveva 19 anni quando si lanciò coraggiosamente dal campanile di Piazza San Marco, una giornata di festa che oggi appare lontanissima. Marianna è deceduta all'ospedale di Treviso dopo essere entrata in coma per un'emorragia cerebrale cui era seguito un arresto cardiaco. Il malore l'aveva colta mentre era a Vicenza con il fidanzato. Immediatamente soccorsa, era stata ricoverata prima a Thiene e quindi in elicottero a Treviso. Secondo i medici potrebbe essersi trattato di un problema congenito, impossibile da prevedere o diagnosticare. Marianna si era da poco laureata in moda e design e sognava una carriera da designer, un sogno interrotto bruscamente da una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Lascia la mamma Luciana, il papà Mauro, vigile del fuoco a Mestre, e una sorella più piccola, Maria Sole, di 18 anni. Accanto alla sua fotografia fuori dalla chiesa, le parole pronunciate da Romeo a Giulietta nell'ultimo atto della tragedia di William Shakespeare. Occhi, guardatela per l'ultima volta, braccia, cingetela per l'ultimo abbraccio, e voi, labbra, porte del respiro, sigillate con un casto bacio, un contratto senza data. Cambiamo tema, parliamo del dibattito politico in Consiglio Comunale. Il Movimento 5 Stelle all'attacco della Giunta sul progetto del nuovo asilo nel giardino dell'Istituto Comprensivo Querini di Mestre e non solo. Noi chiediamo sostanzialmente di annullare le 2 delibere di giunta che sono state fatte e di resettare quindi tutto il procedimento amministrativo. Non è possibile costruire un asilo nido nel giardino di un'altra scuola, sottraendo quindi spazio vitale ai 750 bambini che frequentano la elementare Querini. I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Davide Scano e Sara Wiesmann hanno presentato un'interrogazione all'assessore all'urbanismo
urbanistica Massimiliano De Martin per quella che definiscono la gravissima situazione che coinvolge la scuola elementare Querini e l'asilo Mille Colori di Mestre. Contro la realizzazione dei nuovi ambienti dell'asilo in parte del giardino della scuola sono da tempo mobilitati genitori, insegnanti e bambini della Querini. Ci sono, a nostro avviso, tutta una serie di danni che sono stati creati da queste due delibere, perché togliendo il nido dall'area ex Luzzati, dove doveva essere realizzato appunto originariamente, io ho fatto un grande favore al privato, perché il privato può costruire più appartamenti. Bene, questo plus valore che è stato generato non dovrebbe essere ripartito con l'amministrazione comunale come beneficio pubblico? Scane e Wiesmann sollevano anche un problema di mobilità in un'area che definiscono già fortemente urbanizzata e dove a non convincere quel progetto per la costruzione di un palazzo di 6 piani e 66 appartamenti che dovrebbe sorgere dalla ristrutturazione dell'ex Luzzati vicino all'asilo e all'istituto comprensivo. Non ci sono standard urbanistici previsti e quindi chiediamo anche dove siano questi standard a parcheggio, standard a verde, oppure dobbiamo considerare che siccome è social housing sono cittadini di serie B e quindi non hanno diritto a queste cose. E ora torniamo a occuparci dello stato del canale di via delle Carpe a Cassabbioni, perché un nostro telespettatore ha chiamato la nostra emittente per denunciare come la situazione sia ancora grave. Ho visto finire una ultima morta passare sopra di qua, un pesce siluro addirittura è morto su quest'acqua. Sì, da quando... Tre che non sono pesci ma si vede che bevevano l'acqua, ho visto alcune anatre morte. È il caso di dire che non sa più che pesci prendere Luciano Asti. Via delle Carpe, dove abita, da un po' di tempo potrebbe fare a meno della preposizione, utilizzare solo l'articolo e definirsi tranquillamente Via le Carpe, così come le vicine Via dei Salmoni e Via delle Trote. Siamo a Cabrentelle, a sud di Marghera, in comune di Venezia. La fauna che un tempo popolava il canale che scorre dietro le case è ormai un ricordo. Luciano Asti lo aveva già denunciato ai nostri microfoni assieme ad altri residenti il 27 aprile. Ho chiamato il comune, ho chiamato il consorzio delle acque e ho fatto intervenire pure i vigili del fuoco che hanno constatato la cosa, hanno fatto anche dei prelievi dell'acqua per vedere da cosa dipendeva e dopodiché non ho saputo più niente. Dopo la messa in onda dell'ultimo servizio, qualcosa pareva essersi mosso. Sono tornati i vigili del fuoco, hanno fatto i controlli e hanno detto che andavano a guardare a monte, andavano a guardare a valle. Ma a distanza di mesi la prima pioggia che è arrivata ha portato giù non so cosa e punto a capo. Il maltempo dell'ultimo periodo poi aveva acceso speranze che sono andate deluse. Con la pioggia è arrivata acqua pulita e sono arrivati finalmente un po' di vita, diciamo, nell'acqua, alcuni pesci, pesciolini, delle carpe. Insomma il canale aveva ricominciato a popolarsi, ha smesso di piovere, si è fermata l'acqua e i pesci che sono arrivati a valle senza il ricambio d'acqua sono venuti tutti a galla. Vi ricordo i riferimenti per contattarci e segnalarci casi come questo oppure disagi, disservizi nello spazio, lo dico ad antenna, sms e whatsapp al 351 1755 340, email a redazione @antenna3.it, telefono in segreteria 0422 02 30 898. Dati negativi in questo inizio di luglio a Jesolo. Dopo il boom di presenze registrato a giugno, gli ultimi giorni hanno fatto invece emergere un calo di presenze dovuto a una concorrenza dall'estero sempre più aggressiva. Dopo un maggio freddo e piovoso al punto da ritardare l'avvio di stagione, giugno aveva riportato il sorriso negli alberghi jesolani con camere piene tra l'82 e il 90%, ma a luglio il sistema di rilevazione dell'Associazione Jesolana Albergatori, che riesce a catturare non solo il tasso d'occupazione ma anche l'indice di redditività della presenza turistica ad appena 24 ore dal soggiorno, ha registrato una flessione quantificabile attorno al 5%. Altrove invece si parla di cifre più alte, meno 15%, e male andrebbero anche gli appartamenti in affitto, con una diminuzione del 20%. Probabilmente è presto per fare bilanci, ma si tratta di campanelli d'allarme da non sottovalutare, anche se Jesolo comunque si sta dimostrando capace di attirare nuovi mercati.
Ultimamente sto vedendo molti ungheresi e molti cechi, se guardate un po' le macchine che girano, cose del genere, assolutamente c'è un aumento delle popolazioni dell'ex Est Europa, diciamo. Per noi è un buon turismo, è un turismo che non si risparmia, è un turismo che ha dei soldi in tasca, diciamo non ha una cultura turistica radicata come può essere quella tedesca, quella anglosassone, però diciamo è un turismo in crescita che sta dando delle grandi soddisfazioni. Alla concorrenza estera che punta sul ribasso dei prezzi, dalla Croazia all'Albania fino alla Tunisia e alla Turchia, è opinione comune che Jesolo debba contrapporre un aumento di qualità dei servizi e dell'offerta ed una maggiore incisività nella promozione. Gli italiani hanno ripreso a spendere. Gli italiani stanno spendendo, diciamo non c'è ancora una riapertura completa di quello che poteva essere il meccanismo turistico di una volta, siamo ancora un po' con la cinghia tirata, però insomma i segnali sono positivi, siamo come ho detto prima in una fase di crescita nonostante in giro per l'Italia si soffra in diversi posti, Jesolo ha ancora un trend positivo che sta dando degli ottimi risultati. Un brevissimo break ora e poi ritorneremo con altre notizie, Mostra del Cinema di Venezia in particolare. Di nuovo in diretta con l'informazione di Antenna 3 Venezia, il film Scandalo della Mostra del Cinema di Venezia del 1934 è stato scelto dalla Biennale per la preapertura del 27 agosto. Estasi, il film che fece scandalo al Festival del Cinema di Venezia nel 1934, sarà il titolo, in una versione in 4K opportunamente restaurata, che martedì 27 agosto, il giorno prima dell'inaugurazione ufficiale, darà il via alle danze alla prossima 76esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 28 agosto al 7 settembre. Quando fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 1934, Estasi fece scalpore perché conteneva uno dei primi nudi integrali della storia del cinema. Eddie Lamar e il suo seno diventarono famosi, l'attrice cecoslovacca si trasferì a Hollywood e diventò famosissima. Sposò un ricco americano che cercò di ritirare tutte le copie del film perché geloso dell'immagine della moglie. Il restauro è stato realizzato dalla Cineteca di Praga. Sono molti anni che il film non circola più in una copia decente. Il Narodny Film Archive di Praga ha deciso di restaurarlo e ha fatto bene perché il film sarà una grande sorpresa. È vero che da un certo punto di vista sembra un film datato, è un film sostanzialmente ancora muto. La proiezione sarà alla Sala d'Arsena del Lido, rinnovando così l'appuntamento che la Biennale presieduta da Paolo Baratta desidera aprire a tutti i veneziani e ai lidensi, visto che l'ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti attraverso dei coupon distribuiti liberamente. E ancora oggi, rivisto oggi, risulta un film di una modernità straordinaria e quasi sconvolgente, e quindi mi sembra bello e significativo aprire la mostra di quest'anno con questa straordinaria riscoperta. Dopo 91 anni i Camigliani passano il testimone alle suore mantellate per la guida dell'ospedale degli Alberoni al Lido di Venezia. Per la prima volta lo hanno dichiarato anche loro pubblicamente. Dopo 91 anni di servizio ai più bisognosi nella sanità, i Camigliani lasceranno il Lido, dove erano arrivati nel 1928, e la guida dell'ospedale degli Alberoni al Lido di Venezia. L'annuncio è giunto durante la Santa Messa per la festa di San Camillo dell'Ellis, patrono degli ammalati, medici e degli operatori sanitari. Queste le parole pronunciate dal pulpito, non senza un pizzico di emozione, dal superiore della comunità camigliana del Lido, padre Marino Marchesano. Sarà l'ultima festa di San Camillo con i camigliani. C'è sempre un inizio e un fine nella vita, nelle cose.
La celebrazione ha assunto così i toni anche di un simbolico e a tratti commovente passaggio di consegne, visto che l'ospedale passerà nella gestione ad un altro ordine religioso, quello delle Suore Mantellate di Villa Salus. E le Suore Mantellate erano presenti, pur con discrezione, alla celebrazione con una loro rappresentanza, con in testa Suor Giuseppina, direttrice generale proprio del Villa Salus. Oggi è stata proprio una giornata particolare qui al San Camillo. Si è festeggiata l'ultima festa di San Camillo e erano presenti anche le religiose di Villa Salus. Il cambio al vertice verrà perfezionato entro febbraio 2020. Le parti hanno garantito la salvaguardia di tutti i posti di lavoro e la conferma della certificazione dell'ospedale ad IRCS, Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico. Una grande richiesta su Rete Veneta. Domani, domenica alle 15:30, trasmetteremo una replica del Focus a cui ha partecipato il presidente Luca Zaia per parlare di autonomia. Domani 15:30. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Non cambia il tempo sulle nostre regioni, la situazione sarà sostanzialmente la stessa. Domenica infatti avremo un tempo variabile, in particolare sui settori alpini. Nel dettaglio sul Veneto avremo un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso, specie al mattino. Dal pomeriggio più nubi con qualche veloce temporale sui monti e fin verso le pianure veronesi e vicentine. In genere si manterrà stabile invece altrove. Temperature sempre invariate con minime tra 14 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 27 e 28 gradi. Tanto sole sul Friuli Venezia Giulia, al mattino il cielo risulterà infatti al massimo poco nuvoloso, poi non si escludono dei piovaschi come vediamo sui rilievi alpini. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 27 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove il sole sarà protagonista al mattino. Col passare delle ore saranno possibili occasionali acquazzoni un po' su tutta la regione, localmente anche intensi. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 30 gradi. Bene, dal meteo è tutto. Arrivederci.